Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Dopodomani alle 10:30 riprenderà la piena attività dell'Assemblea regionale sarda, con all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge riguardante l'assestamento del bilancio 2025-2027, le variazioni e il riconoscimento dei debiti che oggi sono fuori dal documento economico e la convocazione di una commissione speciale per la redazione di una proposta di legge statutaria per l'avvio di una ricognizione finalizzata ad individuare gli ambiti di materie e dei settori che necessitano dell'adozione di norme di attuazione dello Statuto speciale. Si preannuncia a livello politico un autunno particolarmente caldo per la Presidente Todde e l'esecutivo regionale alla vigilia delle decisioni della magistratura in merito alla sua possibile decadenza, perché tra 2 settimane, mercoledì 24 settembre, è in calendario l'udienza della Corte Costituzionale sul ricorso per conflitto di attribuzione presentato dal Consiglio regionale a supporto delle ragioni della Presidente, dopo che il Collegio regionale di garanzia elettorale ha contestato la rendicontazione delle spese della sua campagna regionale 2024. Il collegio in particolare aveva ritenuto irregolare la documentazione presentata da Alessandra Todde, evidenziando gravi e ripetute violazioni e sollecitando il Consiglio regionale a pronunciarsi sulla sua decadenza, che avrebbe comportato, o se preferite comporterebbe, anche la decadenza dalla carica di presidente della regione, lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni 20 mesi dopo la prima riunione dell'Assemblea consiliare. In attesa delle decisioni della Consulta c'è un altro appuntamento in calendario che in molti considerano decisivo per il futuro della 16ª legislatura. Il 21 novembre i giudici della Corte d'Appello di Cagliari dovranno esprimersi sulla sentenza del Tribunale Civile del capoluogo, che ha già dichiarato decaduta la Presidente Todde. L'impugnazione in appello nasce dal fatto che il Tribunale ha affermato una possibile decadenza inventando un caso che è stato già escluso dal Collegio di Garanzia, che aveva dichiarato la decadenza ritenendo ci fossero state irregolarità sul rendiconto elettorale, ha dichiarato alla stampa nei giorni scorsi l'avvocato della Presidente Benedetto Ballero.
Fatte queste premesse ed in attesa degli eventi che matureranno nei prossimi mesi dopo il parere a Roma della Corte Costituzionale e la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, il Consiglio e le sue commissioni continueranno a lavorare sui temi della transizione energetica, del bilancio e dei trasporti, ma dovranno anche valutare la proposta di legge che istituirà la cabina di regia del comparto unico, della quale faranno parte gli assessorati regionali degli enti locali, finanza e urbanistica, programmazione e bilancio, credito e assetto del territorio, affari generali, personale e riforma della regione, con intero Consiglio regionale. L'assessore degli enti locali Francesco Spanedda l'ha definito un passo avanti importante verso la realizzazione di un comparto unico che eviti sperequazioni tra dipendenti regionali e degli enti locali e renda l'amministrazione pubblica più attrattiva per i giovani e che quindi sia capace di arginare la fuga del personale dagli enti locali, migliorando anche il servizio ai cittadini. La collega degli affari generali Maria Elena Mozzo ritiene possa essere uno strumento fondamentale per contrastare lo spopolamento, perché incentiva chi lavora negli enti locali a restare nelle proprie comunità, senza doverle abbandonare per spostarsi nei centri più grandi. Una legge regionale quindi per una pubblica amministrazione moderna, inclusiva e vicina ai bisogni delle persone, abbattendo le difficoltà e gli ostacoli della burocrazia. A questo punto non ci resta che augurare buon lavoro ai consiglieri, pur sapendo che in molti sui banchi dell'opposizione stanno già lavorando a una possibile chiamata alle urne nel 2026. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, la Sardegna nel teatro, nell'arte che mette assieme quelli che sono i gesti, i ricordi, i luoghi, la memoria, brilla e ha brillato in Portogallo. A luglio, dal 19 al 26, si è tenuta degli appuntamenti più importanti dell'arte teatrale. Due sardi, Lelio Lecisi e Lia Careddu, hanno avuto un riconoscimento molto importante. L'opera è Il Paese del Vento, Lelio Lecisi è il regista che l'ha riadattata, Lia Careddu è quella che ha interpretato il premio Nobel di Nuoro. Partiamo proprio da lei. Lia, quanto ti rende orgogliosa aver ricevuto questo riconoscimento in Portogallo? Beh, senz'altro molto orgogliosa, anche perché intanto perché ho recitato una delle mie autrici preferite, e poi perché in ogni caso è un premio internazionale, dunque è un riconoscimento importante, io credo, e poi perché è frutto di una collaborazione con Lelio dopo tanti anni che ci conosciamo, e quindi insomma anche questo è il coronamento di questo rapporto, di questa anche amicizia che ci lega ormai dagli anni 70, quindi questo per me ha un valore simbolico molto forte, molto importante. Ecco, vuoi regalare agli spettatori di Telesardegna e Panorama Sardo 30 secondi di una frase importante della tua performance? Il nostro viaggio di nozze fu disastroso. Ci sposammo a maggio, subito dopo si partì. Le fanciulle lanciavano dai loro balconi petali di rose, chicchi di grano, sguardi di invidia amorosa. Tutto ci sorrideva. Meravigliosa, grazie. Lelio, hai visto? Questo è stato un altro biglietto da visita straordinario. È stata presa a caso, Ecco, come nasce, intanto che tu ti sia messo a rielaborare, sei molto amico letterario della Deledda, come nasce il riadattamento del Paese del Vento? Sono anche amico di molta stima, come anche ha detto lei, di Lia, che come vedi è un'appassionata di Grazia Deledda, è l'unica interprete possibile per fare questa grande scrittrice. Io, diciamo, di quest'opera mi piace molto quello che c'è dietro, quella che l'autrice racconta tra le righe. C'è sempre, io leggo sempre la biografia degli autori, anche quando ho fatto i 6 personaggi di Pirandello, era fondamentale capire questa sua idea di, come si dice, di finzione, autenticità, eccetera, che partisse molto dall'avere in casa una moglie schizofrenica, continuamente ricoverata in ospedale. Quindi questa differenza tra illusione e realtà è molto presente nella sua opera ed è molto presente nella sua biografia. Per cui io sono veramente un maniaco della biografia degli autori. Ecco, la Deledda, in un minuto, di cosa parla Il Paese del Vento? Il Paese del Vento parla di un amore giovanile della Deledda,
Reale dunque? Reale. Lei era innamorata di un critico che aveva scritto molto bene di lei, e lei da ragazza così si era fatta delle illusioni, quindi l'ha voluto incontrare, è stato un po' deludente questo incontro, e diciamo che in quest'opera si è un po' vendicata. Gli ha dato un altro nome naturalmente, e ha fatto fare a questo suo amore giovanile la parte di un malandato, malato, che aveva ancora poco da vivere. È una sorta di vendetta, ma ci sta nell'arte questo, cioè la vendetta è uno degli stimoli per scrivere qualcosa, non solo la vendetta naturalmente, e per cui mi ha affascinato molto questa parte. L'illusione e la realtà. Quando hai preparato, tu sei un'attrice, un interprete che insomma ha tanta esperienza, quando hai preparato i passaggi più drammatici, più delicati, questa illusione che svaniva e che, come diceva il regista Lelio Lecis, si trasformava in una sorta di rivalsa, come l'hai vista Grazia Deledda? Allora, intanto lei... Grazia Deledda è una scrittrice, è una donna molto passionale, che viveva proprio le sue storie. Sai che mi ricorda questo un po' Michela Murgia, scusate ci torno perché ci tengo molto in ogni caso a citarla, perché anche lei quando ha recitato Grazia Deledda aveva bisogno di vivere proprio le passioni, di vivere proprio la storia, così come appunto Grazia Deledda in tutte le sue opere, no? Lei idealizzava questi personaggi, idealizzava questo amore e quindi poi questo amore diventava a volte anche tragedia, a volte dramma, anzi soprattutto dramma, perché quasi tutte le storie di Grazia Deledda hanno un finale a volte non proprio felice, no? Senti Lelio, il dramma, cosa c'è di attuale nel Paese del Vento oggi, appunto da tradurre, da vedere, da capire? Che insegnamenti dà? No, insegnamenti non lo so, ma guarda che un autore non è che vuole dare insegnamenti, gli insegnamenti sono una conseguenza, diciamo. Cosa c'è? C'è l'amore, la passione, come diceva Lia, anche il sentimento di vendetta, ma nei giusti limiti. Sì, la passione di una donna che già nel fatto di ricordare questa cosa e volerla assolutamente narrare in un altro modo è importante. Però io non ridurrei la Grazia Deledda solo al saper scrivere. Io facendo quest'opera mi sono reso conto che la Deledda, a parte la scrittura, anche tecnicamente è straordinaria, perché fa dei salti, se uno la legge Il Paese del Vento, fa dei salti di tempo incredibili e senza bisogno di dire 10 anni fa, 20 anni dopo, come invece viene normalmente usato. Lei fa questi salti di tempo che sembrerebbero illogici e però tutto questo riporta a un senza tempo e quindi anche a una contemporaneità delle cose. Lia, il premio che tu hai preso come interprete, mi accennavi prima, lo condividi con il cast. Proviamo a ricordare questo cast del Paese del Vento. Allora, intanto il mio alter ego, o lei era il mio alter ego, bisogna vedere da quel punto di vista, è Roberta Pasquinucci, che fa la Grazia Deledda giovane, quindi che vive proprio in prima persona e temporalmente l'amore, insomma. Questo amore e questa passione. Poi c'è Simone Latini, che fa appunto questo Gabriele, che è il personaggio appunto di cui parlava Lelio, un po' sfortunato, diciamo così, o perlomeno lo ha descritto come personaggio piuttosto sfortunato. E poi c'è il marito, che è Stefano Cancellu, e poi c'è quest'altro personaggio delizioso che è stato interpretato da Tiziana Martucci, che fa questa signora del paese in cui vanno a stare a fare le vacanze, che ha disegnato questo personaggio piccolo, breve, ma di cui tutti si ricordano perché è stato disegnato e recitato benissimo. Grazie. Lelio,
No, passiamo al tema perché il premio è importante. Il premio si è tenuto in Portogallo, c'erano opere di 9 paesi europei, tra i giurati un parterre molto importante. Io ho avuto altri premi tipo in Germania, a Berlino, però a questo sono particolarmente affezionato perché io ritengo il Portogallo un po' la mia seconda patria degli ultimi 20 anni. Lavoro spesso lì, faccio anche delle regie lì. Spesso viene invitata la compagnia Croama, sì. Anche ogni tanto noi invitiamo qualche spettacolo portoghese, per cui è molto, mi ha reso molto contento, ecco, questo te l'ho detto, la ritengo un po' la mia seconda patria. Se fossi più giovane mi comprerei una casa in Portogallo e non per problemi pensionistici, forse ci passerei 6 mesi all'anno. Lia, arriva l'autunno, avrai sicuramente un'agenda ricca di spunti e di opportunità, cosa ti aspetta? Allora, intanto devo fare alcune registrazioni radiofoniche in questo programma di Donatella Meazza e dopodiché ho diversi impegni cinematografici. È un momento in cui diciamo che sto lavorando molto col cinema. E il che non mi dispiace perché sono tra l'altro impegni abbastanza limitati e sinceramente parlando voglia di fare grandi tournée, lunghe tournée non ne ho più voglia, perlomeno mi fa più fatica, ecco, anche se non fisicamente però anche mentalmente questi impegni pressanti un pochino non mi mettono a mio agio, ecco. E quindi ho diverse cose, diversi piccoli impegni che però sono a mia dimensione in questo momento. È giusto che Lia non ami più troppo queste tournée asfissianti, fatte più per necessità, diciamo, di mercato teatrale che non d'arte. Però diciamo che in Portogallo era venuta molto volentieri, poi i portoghesi l'hanno veramente sbaciucchiata, coccolata, cioè ha avuto veramente un molto successo. Sì, adesso stiamo approntando, questo non dal punto di vista registico, la nuova stagione, poi io farò un'altra cosa, diciamo, ma l'anno prossimo, di cui però è meglio non parlare, intanto perché non so ancora se sono vivo l'anno prossimo, però per scaramanzia è meglio non parlarne, lo sapremo, ok? Lo sapremo vivendo, diceva Lucio Battisti. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna
Esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A Cagliari la 2 giorni di Biflex 25, il primo simposio internazionale sulle biotecnologie. Studiosi e ricercatori a confronto per dibattere sulle novità e le applicazioni della robotica e della tecnologia nella vita quotidiana, dall'agri-food alla medicina. Valerio, dall'Hotel Regina Margherita di Cagliari, un confronto tra gli atenei appunto del capoluogo sardo e di Pisa, un progetto che prevede il confronto, l'entrare nei dettagli di una serie di tecnologie che siano flessibili e immediatamente utilizzabili, proficue per chiunque. Partiamo dal professor Lai, Stefano Lai, docente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica. Professore, in che ambito trovano applicazioni questi vostri studi, queste vostre ricerche? Allora, gli ambiti sono disparati, in particolare noi ci interessiamo come gruppo da vari anni dello sviluppo di sensoristica, soprattutto per le applicazioni biomediche. Parliamo di tecnologie che superano un po' quella che è l'idea comune dell'elettronica come qualcosa di rigido. Noi usiamo gli smartphone tutti i giorni, per cui abbiamo un po' questa idea del dispositivo elettronico. In realtà ci sono materiali che consentono di sviluppare una serie di dispositivi che siano talmente flessibili da poter essere addirittura tatuati sul corpo, come dei trasferelli, e che sono in grado di compiere funzioni anche molto complesse. Noi di questo ci occupiamo, abbiamo organizzato questo evento in collaborazione con la Scuola di Studi Superiori Sant'Anna di Pisa per divulgare appunto tutti i vari campi in cui questa tecnologia può essere utilizzata, che va ad esempio dalla medicina dello sport. Uno sportivo potrebbe tatuarsi dei sensori che ne possono monitorare le prestazioni, ad esempio, fino ad arrivare ad applicazioni che magari sono anche di grande interesse sul territorio, come quelle dell'agri-food, ad esempio monitorare, tatuando direttamente sensori sulle foglie, lo stato di salute di una pianta, o sviluppare dei packaging intelligenti per il cibo che viene commercializzato a minimo costo e in maniera del tutto sicura. Ecco, dall'agri-food alla robotica, un altro ambito in cui si ritiene si sia molto distanti, o comunque al di là delle comunità scientifiche e accademiche diventa complicato, no? Narrare, raccontare e mettere in pratica questi sistemi. Qual è lo stato dell'arte nella robotica, dottor Vannozzi? Allora, la robotica principalmente, come possiamo percepire a livello di senso comune, dà sempre l'idea di un qualcosa di rigido, di un qualcosa che comunque è poco confidente anche con quello che può essere l'interazione con la persona. Per questo che la robotica si sta anche evolvendo verso una robotica più flessibile. Questo avanzamento è dato anche da uno studio un pochino più accurato dal punto di vista dei materiali, perché comunque siamo abituati a pensare robotica, giunti metallici, quindi qualcosa abbastanza di freddo, flessibile e rigido, mentre la robotica flessibile invece è un qualcosa che si sta evolvendo verso sistemi che sono un pochino più, che possono più interagire in maniera più amichevole anche con le persone. Dal punto di vista delle applicazioni, ora noi stiamo lavorando verso sensorizzare sistemi robotici flessibili. Un esempio può essere per andare a sensorizzare cateteri che comunque ultimamente si stanno evolvendo verso sistemi più flessibili con l'avanzamento di tecnologie. Anche meno impattanti sulla persona.
Sì, anche meno impattanti, perché comunque anche diciamo, dal punto di vista del cateterismo si usavano sistemi molto rigidi che comunque potevano anche recare qualche danno alla persona e disagi soprattutto al paziente. L'utilizzo di una robotica flessibile coadiuvata appunto dall'utilizzo di una sensorizzazione flessibile permette appunto di avere delle performance superiori senza dover ricorrere a tecnologie tradizionali. Mentre dal punto di vista della robotica di per sé, anche manipolatori industriali, ora siamo abituati a vedere dei manipolatori che sono in grado di diciamo, performare in maniera molto buona, però tutto riguarda sempre degli elementi rigidi, anche un qualcosa che potrebbe essere trasportato a casa, perché comunque la robotica deve essere anche sicura. Andare verso una robotica flessibile potrebbe aumentare il livello di sicurezza dell'applicazione della robotica anche in ambienti domestici, come per esempio anche in ambito domotico. L'utilizzo di un'elettronica flessibile potrebbe quindi aumentare la potenzialità di questa robotica flessibile e poter appunto portare in un futuro a una possibili applicazioni sempre più spinte verso anche ambiti domestici. Performance sempre più evolute, applicazioni con ambiti che si ampliano e poi una parola, diceva il dottor Vagnuzzi, sicurezza. Professor Lai, la sicurezza dell'ingegneria che va a cascata a quello che comunemente si usa, si applica, a che punto è? Queste tecnologie molto spesso in realtà fanno un loro punto di forza appunto quello della sicurezza nei confronti dell'utilizzatore finale, che sia questo un paziente, che sia questo diciamo, un professionista che sfrutta questi dispositivi, perché molti di questi materiali sono quelli che noi comunemente chiamiamo plastiche, ma che è un universo molto ampio che va al di là anche, molte volte anche degli stessi problemi di inquinamento che vediamo. Non tutte le plastiche sono necessariamente inquinanti, quindi dal punto di vista ad esempio di biocompatibilità, questo tipo di materiali offrono una vastissima gamma di possibilità che molto spesso invece le tecnologie convenzionali non hanno. Dopodiché il resto lo fa molto la flessibilità, perché appunto se dobbiamo immaginare, come diceva Lorenzo, un catetere per un'applicazione chirurgica, se questo è soffice a tal punto che in nessun caso può recare danni all'interno del corpo, questo è preferibile al di là del comfort a un sistema più rigido che invece può in determinate situazioni risultare diciamo, pericoloso. Le chiedo in un minuto, qual è la caduta a terra per gli studenti e per i dottorandi, i ricercatori dell'Università di Cagliari di questo confronto con i vostri colleghi del Sant'Anna di Pisa? Allora, questo diciamo, evento innanzitutto ci permette di migliorare il networking con un ambiente internazionale. Molti dei nostri relatori abbiamo tra i più grandi nomi della comunità che vengono anche dagli Stati Uniti e dal resto dell'Europa, quindi permettono di rafforzare notevolmente la collaborazione del nostro Ateneo con realtà di ricerca internazionali che in questo settore sono estremamente forti. In più, grazie soprattutto a questo progetto europeo che ci ha unito e ci ha permesso di entrare in collaborazione con il gruppo di biorobotica dell'Istituto Sant'Anna di Pisa, abbiamo aperto una nuova strada estremamente innovativa e poco battuta per la nostra comunità, che è quella appunto della sensorizzazione della soft robotics. E su questo noi speriamo di essere pionieri. Ecco, l'Università di Cagliari si augura, come dire, di fare da locomotiva, ampliando quelle che sono già le cadute scientifiche, didattiche e formative. L'Istituto Sant'Anna cosa porta in Toscana dopo questi 2 giorni di confronto? Sì, come ha detto precedentemente Stefano, questo è un evento in cui sono presenti molti speaker a livello nazionale e internazionale molto importanti dal punto di vista della robotica flessibile, della soft electronics, quindi ci portiamo un bagaglio di conoscenza in più, networking, perché comunque è un ambito su cui noi abbiamo cominciato a lavorare con questo progetto europeo appunto insieme all'Università di Cagliari, e quello che vorremmo portare in Toscana appunto è una conoscenza maggiore e una maggiore consapevolezza di quelle che sono le sfide e quelle che saranno appunto le sfide da affrontare per poter evolvere i sistemi che attualmente stiamo cercando di realizzare in laboratorio verso anche un qualcosa che potrà essere usabile in un futuro da una persona, da un paziente, da un professionista, per avere un impatto nella società.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A Cagliari la 2 giorni di Biflex 25, il primo simposio internazionale sulle biotecnologie. Studiosi e ricercatori a confronto per dibattere sulle novità e le applicazioni della robotica e della tecnologia nella vita quotidiana, dall'agri-food alla medicina. Valerio, dall'Hotel Regina Margherita di Cagliari, un confronto tra gli atenei appunto del capoluogo sardo e di Pisa, un progetto che prevede il confronto, l'entrare nei dettagli di una serie di tecnologie che siano flessibili e immediatamente utilizzabili, proficue per chiunque. Partiamo dal professor Lai, Stefano Lai, docente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica. Professore, in che ambito trovano applicazioni questi vostri studi, queste vostre ricerche? Allora, gli ambiti sono disparati, in particolare noi ci interessiamo come gruppo da vari anni dello sviluppo di sensoristica, soprattutto per le applicazioni biomediche. Parliamo di tecnologie che superano un po' quella che è l'idea comune dell'elettronica come qualcosa di rigido. Noi usiamo gli smartphone tutti i giorni, per cui abbiamo un po' questa idea del dispositivo elettronico. In realtà ci sono materiali che consentono di sviluppare una serie di dispositivi che siano talmente flessibili da poter essere addirittura tatuati sul corpo, come dei trasferelli, e che sono in grado di compiere funzioni anche molto complesse. Noi di questo ci occupiamo, abbiamo organizzato questo evento in collaborazione con la Scuola di Studi Superiori Sant'Anna di Pisa per divulgare appunto tutti i vari campi in cui questa tecnologia può essere utilizzata, che va ad esempio dalla medicina dello sport,
sport. Uno sportivo potrebbe tatuarsi dei sensori che ne possono monitorare le prestazioni, ad esempio, fino ad arrivare ad applicazioni che magari sono anche di grande interesse sul territorio, come quelle dell'agri-food, ad esempio monitorare, tatuando direttamente sensori sulle foglie, lo stato di salute di una pianta, o sviluppare dei packaging intelligenti per il cibo che viene commercializzato a minimo costo e in maniera del tutto sicura. Ecco, dall'agri-food alla robotica, un altro ambito in cui si ritiene si sia molto distanti, o comunque al di là delle comunità scientifiche e accademiche diventa complicato, no? Narrare, raccontare e mettere in pratica questi sistemi. Qual è lo stato dell'arte nella robotica, dottor Vannozzi? Allora, la robotica principalmente, come possiamo percepire a livello di senso comune, dà sempre l'idea di un qualcosa di rigido, di un qualcosa che comunque è poco confidente anche con quello che può essere l'interazione con la persona. Per questo che la robotica si sta anche evolvendo verso una robotica più flessibile. Questo avanzamento è dato anche da uno studio un pochino più accurato dal punto di vista dei materiali, perché comunque siamo abituati a pensare robotica, giunti metallici, quindi qualcosa abbastanza di freddo, flessibile e rigido, mentre la robotica flessibile invece è un qualcosa che si sta evolvendo verso sistemi che sono un pochino più, che possono più interagire in maniera più amichevole anche con le persone. Dal punto di vista delle applicazioni, ora noi stiamo lavorando verso sensorizzare sistemi robotici flessibili. Un esempio può essere per andare a sensorizzare cateteri che comunque ultimamente si stanno evolvendo verso sistemi più flessibili con l'avanzamento di tecnologie. Anche meno impattanti sulla persona. Sì, anche meno impattanti, perché comunque anche diciamo, dal punto di vista del cateterismo si usavano sistemi molto rigidi che comunque potevano anche recare qualche danno alla persona e disagi soprattutto al paziente. L'utilizzo di una robotica flessibile coadiuvata appunto dall'utilizzo di una sensorizzazione flessibile permette appunto di avere delle performance superiori senza dover ricorrere a tecnologie tradizionali. Mentre dal punto di vista della robotica di per sé, anche manipolatori industriali, ora siamo abituati a vedere dei manipolatori che sono in grado di diciamo, performare in maniera molto buona, però tutto riguarda sempre degli elementi rigidi, anche un qualcosa che potrebbe essere trasportato a casa, perché comunque la robotica deve essere anche sicura. Andare verso una robotica flessibile potrebbe aumentare il livello di sicurezza dell'applicazione della robotica anche in ambienti domestici, come per esempio anche in ambito domotico. L'utilizzo di un'elettronica flessibile potrebbe quindi aumentare la potenzialità di questa robotica flessibile e poter appunto portare in un futuro a una possibili applicazioni sempre più spinte verso anche ambiti domestici. Performance sempre più evolute, applicazioni con ambiti che si ampliano e poi una parola, diceva il dottor Vannozzi, sicurezza. Professor Lai, la sicurezza dell'ingegneria che va a cascata a quello che comunemente si usa, si applica, a che punto è? Queste tecnologie molto spesso in realtà fanno un loro punto di forza appunto quello della sicurezza nei confronti dell'utilizzatore finale, che sia questo un paziente, che sia questo diciamo, un professionista che sfrutta questi dispositivi, perché molti di questi materiali sono quelli che noi comunemente chiamiamo plastiche, ma che è un universo molto ampio che va al di là anche, molte volte anche degli stessi problemi di inquinamento che vediamo. Non tutte le plastiche sono necessariamente inquinanti, quindi dal punto di vista ad esempio di biocompatibilità questo tipo di materiali offrono una vastissima gamma di possibilità che molto spesso invece le tecnologie convenzionali non hanno. Dopodiché il resto lo fa molto la flessibilità, perché appunto se dobbiamo immaginare, come diceva Lorenzo, un catetere per un'applicazione chirurgica, se questo è soffice a tal punto che in nessun caso può recare danni all'interno del corpo, questo è preferibile al di là del comfort a un sistema più rigido che invece può in determinate situazioni risultare diciamo, pericoloso. Le chiedo in un minuto, qual è la caduta a terra per gli studenti e per i dottorandi, i ricercatori dell'Università di Cagliari di questo confronto con i vostri colleghi del Sant'Anna di Pisa? Allora, questo diciamo, evento innanzitutto ci permette di migliorare il networking con un ambiente internazionale. Molti dei nostri relatori vengono, abbiamo
tra i più grandi nomi della comunità, che vengono anche dagli Stati Uniti e dal resto dell'Europa, quindi permettono di rafforzare notevolmente la collaborazione del nostro Ateneo con realtà di ricerca internazionali che in questo settore sono estremamente forti. In più, grazie soprattutto a questo progetto europeo che ci ha unito e ci ha permesso di entrare in collaborazione con il gruppo di biorobotica dell'Istituto Sant'Anna di Pisa, abbiamo aperto una nuova strada estremamente innovativa e poco battuta per la nostra comunità, che è quella appunto della sensorizzazione della soft robotics. E su questo noi speriamo di essere pionieri. Ecco, l'Università di Cagliari si augura, come dire, di fare da locomotiva, ampliando quelle che sono già le cadute scientifiche, didattiche e formative. L'Istituto Sant'Anna cosa porta in Toscana dopo questi 2 giorni di confronto? Sì, come ha detto precedentemente Stefano, questo è un evento in cui sono presenti molti speaker a livello nazionale e internazionale molto importanti dal punto di vista della robotica flessibile, della soft electronics, quindi ci portiamo un bagaglio di conoscenza in più, networking, perché comunque è un ambito su cui noi abbiamo cominciato a lavorare con questo progetto europeo appunto insieme all'Università di Cagliari, e quello che vorremmo portare in Toscana appunto è una conoscenza maggiore e una maggiore consapevolezza di quelle che sono le sfide e quelle che saranno appunto le sfide da affrontare per poter evolvere i sistemi che attualmente stiamo cercando di realizzare in laboratorio verso anche un qualcosa che potrà essere usabile in un futuro da una persona, da un paziente, da un professionista, per avere un impatto nella società. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Selargius parte una proposta concreta per istituire una fiera permanente dell'artigianato, nata dalla recente mostra Mogoro Selargius Eccellenze Esposte e volta a valorizzare l'eredità artigianale del territorio. L'obiettivo è trasformare gli spazi inutilizzati della zona industriale del centro servizi in un polo espositivo e ricreativo per l'artigianato locale e regionale, attirando turisti e sostenendo i giovani in attività ricreative. L'idea è emersa e si è consolidata a seguito del recentissimo successo della mostra delle eccellenze artigianali di Selargius e Mogoro. Rendere Selargius un hub artigianale di primo piano del Campidano è l'obiettivo, renderlo un punto di riferimento regionale per la valorizzazione delle tradizioni e delle nuove creazioni. Si propone di utilizzare la zona industriale e il centro servizi, strutture già esistenti e disponibili come sede per la fiera. Oltre a esposizioni prolungate di artigianato, il polo potrebbe includere laboratori e aree ricreative sfruttando un patrimonio di strutture attualmente inattive. L'iniziativa potrebbe anche creare sinergie con la rinascita della storica fiera Isola, amplificando l'impatto sul territorio. La presenza costante di turisti e cittadini e la disponibilità di strutture adeguate offrono un contesto favorevole per la realizzazione di una fiera di questo tipo. La proposta mira infatti a sfruttare le risorse esistenti e le potenzialità di Selargius per creare un nuovo centro di eccellenza artigianale che possa diventare un polo di riferimento regionale e un motore per la crescita locale. La proposta di una fiera permanente dell'artigianato parte dalla Fondazione Claudio Pulli. Claudio Pulli, nato a Lecce nel 1929, figlio dello scultore Giovanni Pulli, cresciuto a Sassari, dove ha conseguito il diploma di maestro d'arte per poi perfezionare le tecniche ceramiche a Faenza. Nel 1970 apre a Selargius il suo laboratorio, concepito come una bottega rinascimentale, un luogo di creazione e formazione dove realizza opere ispirate alla cultura sarda, sculture, ceramiche, oggetti di design, trasmettendo al contempo ai giovani l'antica arte del mestiere. Scomparso nel 2004, l'artista ha lasciato un'eredità raccolta oggi dall'Aquas, Associazione Culturale Archeologica Sarda, che cura la produzione museale della fondazione a lui dedicata. Quest'ultima realizza fedeli riproduzioni, talvolta rielaborate, di manufatti ceramici rinvenuti nel territorio sardo. Roberto e Giovanni Pulli, seguendo le orme del padre, ne portano invece avanti la visione, trasmettendo quest'arte attraverso corsi multidisciplinari aperti a tutti. Ci può raccontare un po' la magia della Fondazione Pulli? Sì, allora la Fondazione Pulli nasce in ricordo di mio padre, diciamo che è stato lui che ha iniziato a lavorare 60 anni fa qui a Selargius, perché prima lui era a Sassari, poi si è trasferito qui a Selargius, quindi da allora questo laboratorio è diventato importante perché è diventato un punto di riferimento per altri artisti e per altri giovani che si volevano cimentare nell'arte. Quindi la fondazione è nata proprio con questo scopo ed è nata proprio per fare in modo che i giovani, e non solo i giovani, devo dire la verità, poi si avvicinino alla ceramica e all'arte. Poi nell'estate 2025 la magia, l'esposizione Mogoro Selargius, Eccellenze in esposizione, ha un successo talmente grande che fa venire in mente dall'impulso ad una novità. Ce la può raccontare? Sì, certo, questo è un sogno, no? Però per noi che ci crediamo in questo sogno, per noi diventerà realtà sicuramente, ne siamo sicuri, perché diciamo che dobbiamo sopperire al fatto che soprattutto Cagliari, la zona della città metropolitana, non ha un punto di riferimento per quanto riguarda l'artigianato. C'era prima l'Isola,
l'isola non c'è, il nuovo assessore ci ha promesso di rimetterla su e ci crediamo, però manca adesso un punto di riferimento che è Mogoro per quanto riguarda il centro Sardegna, un po' più su abbiamo Nule, ma il Campidano non ha questo punto di riferimento. Quindi noi diciamo candidiamo Selargius a questo, che si faccia promotore di portare avanti questo discorso dell'artigianato, perché è importante, il sud della Sardegna è importante come il centro, come il nord, però adesso è vuoto di questa iniziativa. Noi ci crediamo nelle istituzioni, soprattutto Selargius ha gli spazi, per esempio il centro servizi che è inutilizzato, però potrebbe essere uno spazio bellissimo per fare questo tipo di operazione. Quindi nella speranza che si rigeneri e ripalpiti una fiera isola, chi sono i vostri interlocutori d'eccellenza? Allora, i nostri interlocutori di eccellenza, intanto noi abbiamo iniziato con una selargina, con Michela Vargiu, che è una designer ma un'artigiana di eccellenza, quindi poi noi diciamo che come appartenenza noi siamo figli d'arte, Claudio Pulli che è stato un accentratore poi di altri artigiani che si sono avvicinati, noi abbiamo tenuto il rapporto con tutti, veramente con tutti gli artigiani, quindi avere poi i contatti con loro e portarli a questo discorso non sarà difficile. Il problema è che dobbiamo avere un sostegno delle amministrazioni comunali, della regione, della città metropolitana, è questo che chiediamo e su questo ci crediamo e vediamo, dai, andiamo avanti, non ci mettiamo limiti. Io ho 69 anni, sono già in pensione, però la mia voglia di lottare c'è. In questo momento le chiedo di essere assolutamente campanilista. Perché Selargius? Selargius perché? Allora, la zona industriale di Selargius, io parlo di zona industriale, è al centro dell'area metropolitana. Selargius è a 10 minuti dall'aeroporto e a 10 minuti dal porto, quindi secondo noi logisticamente ha la possibilità di diventare capofila dell'artigianato, sì, perché no? Quest'anno l'esposizione Mogoro Selargius è andato a prendere le eccellenze un pochino lontano, un pochino oltre la Sardegna. Come arriva Felix in Sardegna con la sua arte? Ok, allora Felix non tanto per la sua arte, ma per una passione. Io sono una persona che piace far conoscere le culture. E ho conosciuto Claudio nell'ambito di una squadra del coordinamento delle diaspore, quindi la squadra che si occupa della progettazione, quindi dei progetti per la cooperazione internazionale, perché noi pensiamo che non basta essere presenti qui, se siamo presenti qui bisogna che ci sia un collegamento con il nostro paese di origine, quindi non stare qui e poi dimenticare il paese di origine. Allora, nei nostri paesi di origine abbiamo tutte queste arti. Lo ricordiamo il suo paese di origine, Felix? Il paese si chiama Repubblica del Benin. E mi piace mettere l'accento su Repubblica, non per niente, perché c'è Benin City, che è uno stato della Repubblica Federale della Nigeria, e c'è la Repubblica del Benin. Quindi faccio questa differenza per non creare confusione, perché spesso molti fanno questa confusione tra Repubblica del Benin, che si chiamava Dahomey, che partiva da un regno che si chiama il regno del Dahomey, di cui sono un principe, e quindi proprio nel nostro regno gli artigiani erano molto valorizzati. E perché valorizzavano gli artigiani? È grazie agli artigiani che trasmettono la cultura di ogni popolo. E quando sono arrivato qui ho visto che sia la tessitura, la ceramica, la lavorazione del legno, la lavorazione del bambù, tutto si fanno qui, che sono cose che si fanno nel mio paese. E ho detto, ma cosa bisogna? Questi sono dei valori che purtroppo lo stiamo perdendo. Quando io passo nelle scuole, perché faccio intanto l'educazione alimentare, essendo un nutrizionista, faccio l'educazione alimentare nelle scuole, vedo che i ragazzi hanno perso le radici, non sanno più
la loro alimentazione. Quindi figuriamoci l'arte. Le chiedo, si parlava di nobiltà, lei ha sangue blu, Sì, insomma sì. È un nobile. Che tipo di posto occupa l'arte nel suo paese e che differenze ha trovato, anche analogie con il Sud Sardegna? Sì, è quello che stavo dicendo intanto. Allora, gli artigiani addirittura erano alloggiati proprio nella corte del re, perché quando il re aveva bisogno di qualcosa, di trasmettere un messaggio, partiva dagli artigiani e ti chiede: fatemi questo per rappresentare tale figura. Quindi loro lo facevano. I tessitori fanno i vestiti che deve indossare il re, tutta la corte, il re, la regina, il principe, tutti i vestiti erano fatti dai re. E ogni vestito aveva dei disegni che avevano un significato. E queste sono delle cose. E quando tu prendi proprio la ceramica, ogni forma aveva il suo senso. Tutto ciò che, quando ho visto qui, quando sono arrivato in questo laboratorio, ho cercato di dialogare un po' con i figli di Claudio Pulli e ho visto che realmente i loro nonni pensavano proprio nello stesso modo. Se lei dovesse raccontare l'isola, la nostra isola, la Sardegna, un po' anche la sua ormai, con un solo oggetto d'artigianato, cosa si porterebbe appresso per dire questa è la Sardegna? Allora, onestamente sarà un po' difficile, perché che sia la tessitura, che sia la ceramica e che sia anche la lavorazione del bambù, sono cose che per me sono veramente originali, perché hanno le loro caratteristiche e sono cose che veramente non si dovrebbe perdere. E allora, quando sono arrivato qui, in questo laboratorio, la cosa che mi è piaciuto soprattutto, non tanto il lavoro che fanno, ma il fatto che ho visto che c'è un giro di persone, sia le scuole professionali che mandavano le persone a imparare e addirittura dei ragazzi delle scuole venivano qui e ho detto questo è una bella cosa. Quando ho avuto l'opportunità di promuovere un progetto per la valorizzazione dei giovani della seconda generazione, c'è un bando sulla legge 46, allora noi abbiamo scritto il progetto che è passato e grazie a questo progetto abbiamo fatto venire dei giovani che durante l'arco di un anno sono rimasti qui, hanno imparato le cose e hanno fatto degli articoli molto belli che sono stati presentati durante un evento. La Fondazione Claudio Pulli non è solo esposizione, non è solo festival, ma è anche appunto scuola di ricerca e apprendistato. Ci racconta l'attività principalmente di ricerca, Roberto? Sì, certo. Noi quindi, oltre alla nostra produzione e tutte le altre attività, ci dedichiamo anche all'insegnamento. Noi abbiamo contatti con diversi enti di formazione accreditati alla Regione che ci affidano corsi di formazione per diverse persone, insomma, che hanno il desiderio magari di intraprendere un percorso artistico nel campo della ceramica. Oltre agli enti, comunque seguiamo anche persone a livello privato che vengono qua stabilendo degli orari, delle giornate in cui non fanno altro che prodursi degli oggetti, no? Quindi hanno questa soddisfazione di autoprodursi un qualcosa di loro inventiva e appunto poi portarselo via con grande soddisfazione. L'experience, come usa dire oggi per... Sì, certo, sì. E ne abbiamo diversi che si alternano nelle diverse giornate. La cosa interessante è scoprire persone che hanno delle qualità, delle doti, però diciamo così nascoste, non sono state magari da dirozzare, insomma. Sì, magari da bambini hanno avuto delle esperienze a livello scolastico e quindi mi dicono sì, abbiamo usato l'argilla a scuola, però poi con le faccende della vita ci si dimenticano, quindi vengono qua con l'intento appunto di riaffacciarsi al mondo dell'arte, quindi in questo caso nel mondo della ceramica. Ceramica che rimane, secondo me, uno dei settori artistici più completi, perché
mette insieme forma, quindi modellato, e colore. Tra l'altro l'oggettistica che si produce con l'argilla, quindi l'oggetto in ceramica, può avere semplicemente una funzione diciamo, una funzione espositiva, quindi un oggetto che ci piace vedere in un angolo della casa, un soprammobile, un qualcosa, oppure anche può avere un'utilità, quindi qualcheduno che si è creato proprio i servizi da colazione, no? la tazza. Abbiamo l'utile al dilettevole, insomma. Quindi l'utile al dilettevole, ecco, e questo è un altro, secondo me, un altro vantaggio della ceramica. Chi è l'apprendista studente tipo e soprattutto a chi lo consigliate questo percorso? Noi lo consigliamo a tutte le fasce d'età, non c'è... Abbiamo, ma anche a livello fisico noi facciamo corsi anche per persone che hanno difficoltà, difficoltà motorie o di altro tipo, ipovedenti, abbiamo avuto anche perché proprio l'argilla non necessita di grandi, insomma, di particolari doti, di grandi abilità, insomma, si può fare anche in situazioni di difficoltà, naturalmente con l'aiuto, con le indicazioni. No, diciamo come fascia d'età partiamo dai più piccoli, abbiamo avuto bambini di 5-6 anni, che poi il bambino è, diciamo, è più creativo, è meno limitato di noi adulti. Ha meno timidezze nello sport. Sino a persone che hanno anche pensionati, che comunque vogliono dedicarsi così a tempo perso a queste attività, e quindi abbiamo anche persone appunto di un'età fuori dal campo, dal mondo del lavoro, insomma. Un po' fuori quota. Fuori quota, però non è quello l'obiettivo della maggior parte. Allora, anzi, devo dire questo, che la maggior parte delle persone che frequentano il nostro laboratorio proprio per fare esperienza non hanno un obiettivo di attività lavorativa, è solo un qualcosa, diciamo, di ludico, non proprio una passione personale. Se parliamo di età e sesso, c'è una prevalenza di donne. Adesso, diciamo che il mondo della ceramica si sta evolvendo al femminile. Molti laboratori, ci sono molte ceramiste, professioniste, però anche a livello hobbistico tante ragazze. Come se lo spiega? Non so, forse le donne hanno non lo so, un approccio diverso per quanto riguarda il mondo dell'arte, forse c'è un maggiore interesse. Penso che sia questa un po' la motivazione. E come fascia d'età non giovanissimi, una fascia media dai 40 ai 60. È possibile iscriversi ai vostri laboratori durante tutto l'anno o ci sono? No, durante l'anno, a livello privato ci si può iscrivere ai nostri corsi in qualsiasi periodo dell'anno, stabilendo appunto giornate e orari. Ospite d'eccezione, l'artista Micaela Vargiu. Micaela utilizza esclusivamente tecniche e procedure sartoriali, eseguite con estrema cura e finezza esecutiva. Lo studio attento degli aspetti pratici legati ai singoli oggetti le ha permesso di trovare soluzioni tecniche adatte a risolvere ogni singolo aspetto della confezione, per un esito finale di grande raffinatezza. La scelta dei tessuti esibiti al telaio viene fatta in fase progettuale e può essere orientata su prodotti manuali e meccanici. In relazione alla destinazione d'uso finale, i prodotti di Micaela sono esportati in tutto il mondo. Micaela Vargiu, una delle grandi protagoniste della mostra Mogoros Elargius, Eccellenze in esposizione. Micaela ha fatto un po' ciò che grazie ad Eled ha fatto con la letteratura per la Sardegna. Con il linguaggio della moda hai portato la Sardegna in tutto il mondo, basti parlare di Tokyo, insomma hai girato tutto il mondo. Ti chiedo,
Per un'imprenditrice dalla doppia anima, una sarda nata nella capitale della moda, ecco, come hai vissuto questa vocazione? Hai avuto difficoltà a tornare in Sardegna con la tua arte? Sì, diciamo che l'inizio non è stato dei migliori. Io ho scelto di venire a vivere qui per amore di mio padre, che mi ha sempre insegnato sin da piccola ad amare questa terra. Io mi sono sempre considerata sarda, ma anche quando vivevo a Milano dicevo che ero sarda. Quindi questo legame l'ho sempre sentito, e nel momento in cui ho deciso di lasciare l'attività che avevo a Milano e spostarmi qui, perché comunque la mia arte, il lavoro ce l'ho nelle mani, e ho deciso di interpretare quello che sono i lavori realizzati a telaio qui in Sardegna, dando vita ad accessori come borse e poi un susseguirsi di altre cose che ho realizzato nel tempo. Mi piace l'idea di contaminare quello che è la tradizione, quindi il tessuto sardo, con altri tessuti e materiali provenienti da altri mondi, come appunto il Giappone. Da poco sono stata anche in Benin, dove ho preso dei tessuti realizzati a telaio dalle donne del posto, che praticamente il lavoro è sempre quello, il telaio a mano, la tecnica è quella, non si differenzia da quello che è il lavoro della Sardegna, e ho unito i tessuti presi lì con quelli della Sardegna, e ne stanno venendo fuori delle cose molto interessanti. Quindi storia, tradizione e innovazione, assolutamente, questo mi sembra di capire sia il filo conduttore della filosofia di Michaela Vargiu, del tuo brand. Soprattutto in Asia hai avuto l'esperienza dei temporary shop. Come li vedresti in Sardegna, in Sud Sardegna? Ultimamente, in questi ultimi anni, c'è stato un incremento massivo del turismo. Pensi possano avere speranza anche qui da noi? La vedo un po' complicata, anche perché qui in Sardegna i temporary shop, io ho fatto temporary shop anche qui a Cagliari, ma i tempi sono molto lunghi, molto dilatati. Nel momento in cui si realizza che c'è un posto dove poter vedere o acquistare determinati articoli, è già finita. Non c'è abbastanza, io parlo delle persone che vivono qui, poi il turista... Non lo so, lo trovo un po' lento, un po' più lento rispetto a quello che sono le grandi città come Milano, oppure appunto Tokyo, dove lì è tutto più veloce, c'è molta gente, a cui piace proprio l'idea del 3 giorni, o arrivo subito o mi perdo l'occasione. Tu hai fatto un lavoro molto sottile, molto raffinato, anche da un punto di vista semiotico, anche sul linguaggio. Le tue collezioni richiamano tanto il lessico sardo. Ci puoi raccontare qualche tua collezione di successo? A me viene in mente Chilivani, la borsa Chilivani, molto iconica. Infatti la Chilivani è il mio cavallo da battaglia, è la borsa che mi rappresenta per eccellenza, perché è la prima borsa che io ho realizzato e da dove sono partita. Qual è la simbologia legata a Chilivani, diciamolo? Nel senso che per chi viaggia sardo, perché è una borsa da viaggio, è stata realizzata in misure grandi, proprio come una valigia. A Chilivani c'è la stazione, si ferma a Chilivani, perché mi hanno raccontato, perché io poi mi sono fatta anche aiutare da colleghi dove lavoro a teatro, e mi hanno aiutato in questo percorso, e siamo arrivati a coniare questo nome per questa borsa che doveva nascere, e devo dire che mi piace molto. Trovo sempre più difficile adesso dare dei nomi un po' particolari a tutte le borse che realizzo, ma piano piano ce la facciamo. Pensando adesso ai giovani eredi tuoi e di Antonio Marras, che tipo di consigli potresti dare? Ragazzi, c'è posto per tutti o bisogna rimboccarsi le maniche in una maniera particolare? In che direzione per avere successo già a partire dalla Sardegna, seguendo la filosofia, appunto, come dicevamo, della tradizione applicata all'innovazione? C'è spazio sempre per tutti, secondo me bisogna partire da un amore che si ha verso il lavoro che si fa. Nel momento in cui ci si crede si arriva, quindi non bisogna sicuramente pensare di realizzare un qualcosa che è già stato fatto, ma crearlo mettendo se stessi all'interno, quindi non copiare, oppure se si copia bene, come qualcuno disse, e cercare di farlo anche bene, perché bisogna presentare un prodotto fatto bene, nei dettagli, cioè
avere una cura minuziosa nella confezione. Questo è una cosa che ci tengo. Quindi i giovani, sì, se vogliono rimanere qui, farsi l'esperienza poi fuori, perché serve. Sì. Quindi per chi viaggia a sardo. Per chi viaggia a sardo, sì. Grazie a voi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di trasmissione, un programma per quel che riguarda la fase autunno-inverno di Panorama Sardo che si apre come sempre parlando di economia. Lo facciamo con Maria Grazia Dessì, che è presidente di Cofimer, il primo consorzio di garanzia fidi del terziario, e devo dare atto a Maria Grazia di averci visto molto bene nell'intervista che era preludio all'estate, che non sarebbe stato tutto rose e fiori, che ci sarebbe stata qualche difficoltà. Mi dispiace aver centrato questo dato, però in realtà tutte le informazioni in nostro possesso ci davano queste indicazioni. Purtroppo, o perlomeno la fase estiva non è stata quella che tutti quanti speravamo, però è chiaro che la tipologia di consumi e anche l'interesse del turista, perché tanto di questo parliamo per la nostra stagione estiva, che è quella che poi traina di fatto, a mio parere, l'economia della Sardegna, i gusti, chiamiamoli così, e gli interessi dei turisti stanno cambiando e probabilmente noi, le nostre imprese, dovrebbero
fare un passo verso questa direzione, quindi cercare di cambiare pelle, cercare di evolvere l'offerta, rispettando appunto quello che sono le nuove frontiere anche del turismo, ma di fatto dell'economia. Ovviamente questa notizia che noi abbiamo dato dopo Pasqua, che era in controtendenza alle aspettative generali, nasceva dalle prenotazioni, dove gli operatori economici che hanno a che fare col consorzio di garanzia fidi del terziario evidenziavano il fatto che le prenotazioni c'erano, ma per un pernottamento per molti giorni minore. Certo, è così, però anche questo secondo me è indice di un cambiamento di interesse, o perlomeno anche questo secondo me deve essere preso in considerazione, un cambiamento di gusti, un cambiamento di interesse da parte del turista che magari non, ma questo in realtà si vede già da qualche anno, fa un tipo di vacanze, chiamiamole così, itineranti, quindi il turista che visita la nostra isola all'interno magari di un viaggio più strutturato, e anche all'interno del viaggio in Sardegna ci sono diverse tappe, quindi è chiaro che gli operatori economici si trovano ad avere dei pernottamenti decisamente inferiori rispetto a quelli visti in precedenza. Dottoressa Dessi, vediamo adesso di guardare in prospettiva futura quel che riguarda l'economia del credito. Abbiamo visto grandi difficoltà per la Francia e l'Inghilterra, momento positivo per l'Italia, reginetta d'Europa per quel che riguarda la sua situazione attuale a livello finanziario. La Lagarde abbasserà, come ha promesso entro l'anno, ancora gli interessi? Allora, sempre dalle nostre informazioni è prevista un'altra diminuzione, non necessariamente entro l'anno. Un'altra diminuzione è prevista, potrebbe essere anche nel 2026. Nel frattempo, a giugno è cambiato il vertice della finanziaria regionale, la SFIRS. Il nuovo presidente Riccardo Barbieri, finalmente un uomo di economia, un direttore che conosce il mondo dei fidi perché è stato alla guida di Fidicoop per tantissimi anni, uomo del Banco di Sardegna, uomo di Banca di Cagliari. È una positività? Ma penso di sì, conosco dottor Barbieri, so quali sono le sue qualità, so qual è la sua attenzione nel mondo delle imprese, questa è la cosa importante, chiaramente con un background altrettanto importante per quel che riguarda proprio i consorzi di garanzia fidi e per quel che riguarda le garanzie. Quindi da lui io personalmente mi aspetto delle attività positive, se non altro nei confronti del territorio o nei confronti delle imprese. Come cambia il ruolo dei confidi con la diminuzione della garanzia dello Stato? Il ruolo dei confidi con la diminuzione della garanzia dello Stato che è vero per quanto riguarda la garanzia diretta, quindi la garanzia che viene prestata direttamente nei confronti delle banche, mentre per quanto riguarda i confidi in realtà la tipologia di garanzia resta la stessa e quindi in teoria per le banche dovrebbe essere più vantaggioso rivolgersi al consorzio di garanzia fidi, che è in grado di prestare garanzie anche fino all'80%, e per quei confidi autorizzati ad operare direttamente sul fondo di garanzia, la garanzia invece dello Stato resta ad un livello più alto, in questo caso parliamo di controgaranzia per l'istituto di credito, e quindi per l'istituto di credito questo porta a un vantaggio. Quindi è vero, diminuisce la garanzia dello Stato per le garanzie dirette richieste dalle banche, resta invece sullo stesso livello per i consorzi di garanzia fidi, e questo è un vantaggio per gli istituti di credito, quindi utilizzare i consorzi di garanzia fidi. Chiaramente i consorzi di garanzia fidi autorizzati ad operare sul fondo di garanzia, e che io lo dico che hanno
purché abbiano chiaramente un patrimonio importante e sufficiente a garantire le banche sull'effettivo assorbimento ed utilizzo poi di questa garanzia al momento opportuno. Ma può accadere che quando il patrimonio del consorzio di garanzia fidi è troppo importante si abbiano delle difficoltà, come è accaduto a voi? Ci sono ancora, nel senso che la Regione Sardegna continua a non finanziare il fondo rischi di questi confidi, del nostro confidi in particolare, ma questo ormai già da diversi anni, ed è chiaro che questo ci porta ad essere sempre più attenti, ma questa è una cosa che chiaramente noi facciamo a prescindere dal fatto che ci sia o meno una copertura di fondi pubblici. Però è chiaro che con le nostre forze possiamo rivolgerci a una platea che dia una certa, utilizzo sempre lo stesso termine, garanzia di rimborso anche al nostro confidi. E quindi è chiaro che concedere e avere garanzie pubbliche anche per noi sarebbe importante per poter, se non altro, allargare la nostra platea di imprese da garantire e quindi da far finanziare da parte degli istituti di credito. Purtroppo oggi dobbiamo stare molto attenti a quelli che sono gli indici di bilancio delle imprese, indici di bilancio che non sempre rispecchiano quello che è effettivamente l'operatività delle imprese. Ci sono delle imprese che magari non hanno degli indici particolarmente interessanti, ma noi sappiamo che sono però delle imprese affidabili, se non altro perché ci sono anche degli imprenditori che sanno fare il loro lavoro e che quindi sono loro portatori alla fine di fiducia e che quindi noi comunque garantiamo. È chiaro che, e lo ripeto, con i fondi dello Stato il nostro confidi si sente anche un attimino più coperto nel prestare le garanzie. Siamo alla volata finale, stanno per partire i titoli di coda. Domanda di rigore. Nei prossimi giorni si andrà alle votazioni per il rinnovo del vertice di Confcommercio Sud Sardegna dopo le dimissioni di Alberto Bertolotti. Che cosa succederà? Non lo so. Tra qualche giorno ci saranno le elezioni, io quello che dico è vinca il migliore, vinca chi è riuscito a dare maggiore credibilità nei confronti delle imprese di Confcommercio. E poi mi auguro chiaramente che chi assumerà il vertice di questa importante associazione sia consapevole del ruolo che riveste all'interno del territorio e guardi al benessere del territorio e delle imprese del Sud Sardegna, che sono poi le imprese associate a Confcommercio. Alberto Bertolotti, dopo tanti anni, perché ha deciso di lasciare? Ma Alberto Bertolotti aveva concluso i 2 mandati previsti dallo statuto di Confcommercio, quindi non avrebbe comunque, per come è lo statuto attuale, non avrebbe comunque potuto candidarsi al terzo mandato. Lui ha fatto un passo indietro, tanto di cappello, per permettere proprio agli associati di avere una nuova guida. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna.
Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.